Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di mercoledì 2 febbraio. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. Titolo principale in prima: ACC Sest, addio compressori. Da Limana l'unica proposta di acquisto. Il sito di Mel sarà riconvertito per allargare la produzione di scambiatori di calore. Limana è la località dove si trova la Sest, il cui gruppo industriale ha avanzato la proposta relativa alla ACC di Mel. Ieri l'apertura delle buste con l'unica proposta arrivata dall'azienda bellunese. Qualche dubbio sul riassorbimento dei 300 dipendenti. Questo è il dubbio che hanno i sindacati. E poi, sempre dalla prima pagina, la fotonotizia del giorno: i nuovi fondi olimpici fanno felice Verona, D'Incà e De Berti ai ferri corti. D'Incà il ministro e De Berti l'assessore regionale ai trasporti. D'Incà, che è anche bellunese, critica la destinazione di 61 milioni a Verona per la viabilità nel quadro dei fondi olimpici, pensando che sarebbero stati spesi meglio a Cortina e in provincia di Belluno. Spiega il Corriere delle Alpi. La ripartizione dell'ultimo stanziamento ministeriale per i cantieri della viabilità olimpica destina al Veneto 81 milioni, che ne gira 61 a Verona e 16 alla circonvallazione di Cortina e 4 al villaggio atleti. Uno sfregio ai problemi della viabilità della montagna? Il ministro ritiene di sì e l'assessore però l'assessore regionale rilancia dicendo che c'è un accordo che è stato preso a Roma e che comunque Verona è sede di due cerimonie olimpiche. Ma andiamo all'interno del giornale e dopo alcune pagine che parlano di politica, dei riflessi, delle conseguenze di quanto capitato la settimana scorsa riguardo alle elezioni del Presidente della Repubblica, ecco 2 pagine sulla pandemia. Per quanto riguarda la regione, ospedali 7 giorni decisivi, positivi e in quarantena, mancano 2000 sanitari. Lanzarin, ricoveri in calo, ma sul ripristino dell'attività incide il personale. Si tratta del parere dell'assessore regionale Veneto alla sanità. In area medica più di 6 posti letto su 10 sono occupati da pazienti Novax. Le proiezioni indicano che i posti letto occupati nei reparti intensivi caleranno a 100-110 in una settimana. Speriamo che questo calo sia reale, come anche il calo dei contagi. Per quanto riguarda la provincia di Belluno, obbligo vaccinale, 5.000 non in regola. La direttrice generale Carraro, la direttrice dell'US Dolomiti, agli over 50, in una settimana 400 di voi si sono contagiati, non perdete tempo. Ricordiamo che è scattato l'obbligo della vaccinazione per le persone over 50. Da ieri verifica campione sulla clientela dei tabacchini ai negozi. L'Ascom ha fornito i commercianti di cartelle con le regole da seguire. E il titolo, che usa anche il dialetto bellunese: fora il Green Pass base, shopping sotto controllo, ma in molti non sapevano. Andiamo ancora avanti sulle pagine generali del Corriere delle Alpi per arrivare a quelle dedicate alla provincia di Belluno, che iniziano con l'approfondimento della notizia lanciata come principale in prima pagina. È Sest, azienda stabilimento di Limana, l'unica concorrente per l'ACC di Mel. Mel dirà addio ai suoi compressori. L'azienda Sest del gruppo Louvet vorrebbe produrre scambiatori di calore e realizzare in Valbelluna un polo logistico italiano. Il commento di Zaia, il presidente della regione: la proposta è industriale e offre prospettive. La corsa a intestarsi la svolta è un derby tra il ministro D'Incà e il ministro Giorgetti. Quello bellunese sottolinea il proprio lavoro e i meriti della vice Todde, bordata del titolare del Ministero dello Sviluppo Economico Giorgetti contro i pentastellati. Zaia fa i complimenti.
Giorgetti ha sottolineato che il ministro Italcomp, che era stato previsto in un primo momento con l'unione tra la ACC e un'azienda alla periferia di Torino, a Chieri, non avrebbe avuto esito, non avrebbe avuto possibilità di sviluppo, e dice questo ulteriore evoluzione della vicenda lo dimostra, ma per questa sua visione era stato fortemente criticato. Negli ultimi 2 anni una super crescita per la SEST, ora abbiamo bisogno di spazi e manodopera. Fabio Liberali spiega il piano presentato per rilanciare la fabbrica di Mel. Siamo pronti a sostenere da soli tutti gli investimenti previsti. Berton, presidente di Confindustria Belluno, segno dell'amore di SEST per il territorio. I sindacati, però, soddisfatti a metà, temiamo per l'occupazione. Le reazioni delle parti sociali improntate alla massima prudenza, siamo stati delusi in precedenza, non facciamo i fuochi d'artificio. Se è questo piano dobbiamo ringraziare il commissario Castro, ma anche la determinazione dei lavoratori, sottolineano. Cambiamo argomento. Eccoci a Belluno, servizi tecnologici e protezione civile nell'ex caserma dei Vigili del Fuoco. Palazzo Rosso ha vinto oltre 4 milioni di euro per il recupero. Massaro, il sindaco, nel complesso di Mussoi anche il nuovo COC, il centro per le operazioni in caso di emergenza. Ospedali tra assunzioni e ricerca di personale. Cocaina al bar, tra i clienti un poliziotto. Dal Borgo Jimenez chiedono il rito abbreviato dopo l'operazione della squadra mobile, mentre patteggiano Celislami e Sperli. Si tratta di quanto avveniva nel bar di Sois. Ascom, bollette alle stelle, micro e piccole imprese sono a rischio chiusura. Appello al ministro e ai parlamentari bellunesi a intervenire. Il bilancio della provincia passa all'unanimità, più vicina l'unità. Il Consiglio provinciale approva tutte le delibere nel segno della continuità amministrativa, ma per la distribuzione delle deleghe bisogna aspettare ancora una settimana. I conti dell'ente restano bloccati dal prelievo forzoso e da Veneto Strade. Pacchi alimentari per famiglie bisognose è il regalo di Coldiretti, che ieri ha distribuito appunto pacchi in alcuni comuni della provincia. Superbonus, nuove regole, cantieri a rischio paralisi. Questo è l'allarme che viene lanciato da Confartigianato Belluno. Il vento flagella l'Alto Bellunese, impianti chiusi e alberi sradicati. Ieri si è sciato solo nel comprensorio del Civetta, chiuso per precauzione il drive-in di Tai di Cadore proprio per il vento. E ci sono anche due foto con l'immagine di alberi che sono stati sradicati dal vento a Calalza, sulle strade Perrizios e Pracedelan. Eccoci a Feltre, la carica dei pensionati a ginecologia e pediatria, organici medici in sofferenza, l'US ricorre ancora a professionisti a riposo, aumentate le ore a chi già collaborava e arruolati, per così dire, altri specialisti di esperienza. L'azienda sanitaria sottolinea che la scelta viene fatta solo in via temporanea. Blindata e super tecnologica, ecco la nuova auto di pattuglia dei carabinieri, e c'è anche una foto che la presenta scattata in Piazza Maggiore a Feltre. Dai musei alle iniziative di solidarietà, così cresciamo facendo servizio civile. Nicole Slongo e Matteo Titton raccontano la loro esperienza di un anno negli uffici del municipio di Feltre. Cesio Maggiore, frana tra Cullonio e Bandiera, partita la messa in sicurezza. Il sindaco Zanella spiega che verrà rimosso il materiale pericolante e verranno inseriti dei tiranti nel terreno. Muore davanti agli amici durante la camminata. Tragedia ieri in comune di Santa Giustina. Inutile il disperato massaggio cardiaco fattogli dai compagni.
La salma di Luciano De Pieri, 74enne di Mogliano Veneto, portata a valle con l'elicottero, il malore, mentre si recava in compagnia alla chiesetta di San Mauro in Val Scura. Vigili e carabinieri fianco a fianco contro chi sporca, controlli e multe a Ponte nelle Alpi. Nel mirino anche i proprietari di cani che lasciano le deiezioni. L'ultimo episodio è un sacco di rifiuti lasciato lungo la strada provinciale 11. Comunità alloggio per disabili. La retta si paga anche se assenti. La corrispondenza viene da Limana. Per gli utenti in ospedale i familiari sborseranno l'80% della quota alberghiera. Dopo la denuncia di Società Nuova, i sindaci scelgono di aiutare le cooperative. E ancora da Limana, Malga Pianezze, la gestione resterà in capo alla Proloco. Addio ad Alberto De Villa a Sedico con una canzone di Neck, Se non ami, non ci sei. Don Mirko Pozzobon ha ricordato durante il funerale il sorriso dell'operaio di Roe Alte, morto a seguito di una collisione con un'auto mentre si recava in bicicletta al lavoro alla Luxottica. Un amico, sulle corse vincevi tu e mi davi una pacca sulle spalle. Palestra di Narae in stand-by, vanno controllati i costi. Siamo ad Agordo. L'Unione Montana tiene conto dei fondi per la struttura nel bilancio 2022. Costa, dobbiamo verificare lo studio di fattibilità e l'adeguamento contabile. Longarone, effetto Covid sul volontariato, quasi deserto il bando sostegni. Il comune aveva stanziato ben 30.000 euro per il 2022, ma su 70 sodalizi potenziali le domande sono pochissime. Padrin preoccupante, molte associazioni sono in difficoltà, è sempre più duro trovare le persone. Ed eccoci a Cortina, fondi olimpici veneti, Verona all'incasso, il ministro D'Incà e la De Berti ai ferri corti. L'ultimo stanziamento destina a Verona 61 milioni su 81. Lei è del posto, le chiederò spiegazioni, sottolinea il ministro. Un'offesa fuori luogo, risponde l'assessore regionale De Berti. E a Cortina sono comunque arrivati una ventina di milioni, fondi per la sinistra Boite e per l'accesso al villaggio degli atleti. La minoranza contro il sindaco Ghidina di Cortina è incapace di fare squadra. Derin contesta al sindaco di svilire la funzione del consiglio comunale. Serve un impegno antiburocrazia, investire qui è troppo complicato. Anas chiude la galleria Comelico. Intervenga la politica. I sindaci giudicano irricevibile lo schema triennale di accessi e uscite dalla valle prospettato per lasciare spazio al cantiere. Anas infatti per questi 3 anni previsti di lavoro prevede che durante la notte la galleria sia chiusa e durante il giorno ci sia un passaggio a senso unico alternato, una prospettiva che non viene accettata e considerata gestibile e utile dai sindaci della valle. Con Aiutaci ad aiutarti, l'Unione Montana Val Boite contrasta l'isolamento degli anziani, attivata una serie di servizi, tutti gratuiti, direttamente a domicilio. Tra i più qualificanti c'è l'assistenza psicologica anche ai familiari. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno, che nella prima pagina riprende il tema che abbiamo visto anche lanciare dal Corriere delle Alpi. ACC salva ma stop ai compressori. Depositata una sola offerta, quella della Louvet, il gruppo della SES di Limana che produce scambiatori di calore. Se arriverà l'ok, da Mel non usciranno più accessori per frigo. Giorgetti, il ministro, la svolta, il progetto Italcomp era impraticabile. Andiamo all'interno del giornale dove viene approfondita proprio questa notizia. Compressori addio, l'offerta Louvet Sest, l'unica via d'uscita. Una sola azienda si è presentata all'asta per dare futuro allo stabilimento di Mel. Il ministro Giorgetti, la svolta dimostra che Italcomp era una via impraticabile. Il presidente della regione Zaia, proposta che offre prospettive concrete per l'azienda.
Troppe delusioni in passato, ma oggi possiamo finalmente tornare ad essere ottimisti. Queste le reazioni da parte sindacale. La UIL ora bisognerà entrare nel merito del piano, ma è il meglio che potevamo sperare. La FIOM, notizia importante ma che lascia preoccupazione, sul fronte occupazionale. L'amministratore delegato della SEST: abbiamo bisogno di spazi e manodopera. Fagioli guida il gruppo che produce scambiatori di calore ad aria. È presto per parlare di quanti dipendenti riusciremo a ricollocare. Gli industriali, un bel segnale dal territorio. Queste un po' le reazioni alla notizia di questa disponibilità nei confronti del salvataggio della ACC di Mel. E per la pandemia, nell'ultima settimana contagiati 400 Novax cinquantenni. Da ieri per loro sarebbero scattate le sanzioni automatiche previste per tutte le fasce d'età, per cui il vaccino è obbligatorio. Avviso dell'ULSS per reclutare 3 autisti di ambulanze con contratto a tempo determinato. In provincia prosegue la sintonia. Tutti d'accordo su tutti. Questa è la sintesi del primo consiglio provinciale della nuova legislatura che si è tenuto ieri. I proventi della droga reinvestiti nel suo bar. Udienza preliminare per il gestore del locale di Sois arrestato nel 2020. Bollette salate, i commercianti chiedono aiuto al ministro D'Incà. Siamo esasperati nonostante gli enormi sforzi, siamo impotenti con le dinamiche del mercato. Siamo a Feltre, mostra dell'artigianato 2022, eventi in sinergia con il CAI. La nuova edizione in concomitanza con il centenario del club sarà speciale. Tante le idee che ora cercheremo di realizzare con il presidente De Simoi. Vogliamo portare tutti gli espositori che avevamo in pre-pandemia, ossia 230 artigiani. Idro, l'azienda non risponde, operai in sciopero. Ieri i dipendenti hanno incrociato le braccia per protesta. Bona della FIOM CGIL, segnalazioni inascoltate su temi di salute e sicurezza. Muore sul sentiero sotto gli occhi degli amici. Luciano De Pieri, trevigiano di 74 anni, deceduto ieri per un malore durante un'escursione in Valscura, in comune di Santa Giustina. I compagni hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma è stato tutto inutile, nemmeno il medico ha potuto fare nulla. Pioggia di contributi alle associazioni. Il comune di Fonzaso distribuisce 34.000 euro, la fetta più grande alla Proloco, aiuti per 5.000 euro. E sempre da Fonzaso, morto a 88 anni Franceschino, per anni il meccanico di 3 comuni. Con l'officina Fonzaso fu a servizio anche di Lamon e Sovramonte. NEC e San Paolo per Alberto. È la cronaca dei funerali dell'operaio morto a Sedico dopo la collisione tra la sua bicicletta e un'auto. Folla per l'addio del 51enne. Nell'omelia anche le parole del cantante NEC, il sacerdote che ha celebrato la parola carità inquadra l'operato terreno del giovane operaio. Ecco furbo incastrato dalle carte trovate nella spazzatura. Il sacco era stato gettato in una scarpata a Pian di Vedoia, in comune di Ponte nelle Alpi. Dolomier, alternanza scuola-lavoro per formare il personale del domani. Gli studenti delle terze impegnati nelle lezioni in diverse aziende. Longarone Castellavazzo, pedoni in sicurezza sotto il sottopassaggio. Dopo il marciapiede, operai al lavoro per la nuova opera. Agordo, videochiamate con tutto il mondo, così vendiamo case. L'agenzia immobiliare GM di Agordo ha scoperto un'ampia fascia di mercato, facendo affari anche fuori dai confini. Falcade, il comune aiuta le associazioni, elargiti oltre 6.000 euro di contributi. Monteagudo, Auronzo, finanziato il bacino per la neve artificiale. Il lago è fondamentale vista l'impossibilità di pescare dall'Ansiei.
Olimpiadi, altri soldi per Cortina. Stanziati 81 milioni per il Veneto, 20 finiscono in Ampezzo. Ghidina, un altro tassello verso l'appuntamento del 2026. Una parte dei soldi destinata a Lungo Boite, l'altra alla strada del lago Ghidina che porterà dalle piste al villaggio. Scontro sulla chiusura della Galleria Comedica. I nostri parlamentari intervengano la richiesta dei sindaci che dicono no alla semplice chiusura a fasce orarie come vuole l'ANAS e pretendono strade alternative. Ma l'ANAS ha sottolineato che la realizzazione di queste strade richiederebbe molto tempo, mentre la Galleria Comedico ha bisogno di interventi di ristrutturazione immediati. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.